Buongiorno a tutti, io sono Marta Collu e lei è mia sorellina, Ilenia Collu. Nostro papà è allergico al latte e noi abbiamo deciso di preparargli la Nutella fondente. Gli ingredienti per preparare la Nutella fondente sono questi. Prendete carta e penna. Abbiamo bisogno di 3 uova fresche, Ilenia, 180 grammi di zucchero a velo, Ilenia, 90 grammi di cacao amaro. E per finire 100 grammi di margarina vegetale. Ora vi mostreremo come preparare il tutto. Per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare un fiore ci vuole un ramo. Per fare il ramo ci vuole l'albero. Portiamo gli ingredienti vicino al frullatore. Iniziamo dai 100 g di margarina che faremo sciogliere lentamente, mentre noi continueremo con gli altri ingredienti. E mettiamola a sciogliere. Prendiamo le uova e le mettiamo nella ciotola del frullatore. Ilenia. Lo sbatto io. Ha detto che lo sbatto io. Ha detto no. Glielo sai fare. Niente. Ma basta. Basteranno. Certo. Ora uniamo il cacao allo zucchero a velo. Ilenia. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzetta. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Col cucchiaio. Io lo giro. Sempre a me. Che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Tira. E mischiamo. Come fa zia Francesca. Alla commedia. Ora inizieremo a frullare le uova e lentamente aggiungeremo lo zucchero a velo con il cacao. Ne metto il cucchiaio. Prendi il cacao. Tapparsi gli orecchi. Via! Cosa sto facendo?
pronta. Solleva. Angela. Prendiamo la ciotola e andiamo a versarla nel barattolo che abbiamo preparato per il nostro papà. Apri, apri. E versiamo. Piano, La Nutella è pronta. Vi ricordiamo che non abbiamo usato nessun conservante e quindi va tenuta in un luogo fresco e consumarla a breve. Buon appetito a tutti! Per fare il monte ci vuole la terra, per far la terra ci vuole un fiore.